Buongiorno a tutti, sono Cesare, quello delle avventure, e oggi facciamo qualcosa di un po' diverso. Forse il nostro giro sarà un po' più turistico e meno avventuroso, ma spero che vi piaccia lo stesso. Con la mia moto sono arrivato a Sesto Calende, sul Lago Maggiore. Abbiamo fatto tante volte il nostro lago di Como, oggi invece cambiamo lago e facciamo il Lago Maggiore. Ecco qui, in questo punto è dove il lago si trasforma in fiume. Questo è il Ticino, questo è il ponte che lo attraversa e questo è l'emissario del Lago Maggiore che adesso andremo a visitare. Anche a Sesto Calende, dove non ti immagini, c'è una bella abbazia, l'abbazia di San Donato, che risale addirittura al IX secolo, col campanile dell'XI secolo, e è una facciata particolare, interessante. L'interno è molto particolare, caratterizzato da un pronao addirittura chiuso, con queste due belle colonne che introducono alle tre navate della chiesa principale, ed eccola qui. È bella, caratteristica, un po' particolare. Siamo a Arona e non potevamo non salire a vedere il San Carlo. Come si dice ai miei tempi, il San Carlone de Arona, una statua gigantesca, alta 35 metri, e sarebbe teoricamente visitabile anche all'interno. Però c'è un cartello che avvisa che a settembre, lunedì, martedì e mercoledì è chiuso. Pazienza, la vediamo da qui. Abbiamo percorso un bel po' della sponda occidentale del lago e siamo arrivati a Stresa. Di fronte a noi, meravigliosamente, vediamo l'Isola Bella, l'isola superiore e laggiù in fondo l'isola madre e Pallanza. Non ho resistito, l'isola bella è proprio bella e allora ho preso il battello e ci vado, adesso la visiteremo insieme. Si arriva dal lago e ci si addentra nel paese attraverso stradine e porticati nascosti. Credo che sia davvero bella da visitare. Adesso andiamo a cercare il Palazzo Borromeo, che dovrebbe dominare l'intera isola. Il palazzo visto dal lago. Maestoso e bellissimo. Ora proviamo ad entrarci. L'imponente scala d'accesso. Ed ora entriamo nelle sale. Seguiremo il percorso. Raffaello, Correggio, Ghirlandaio, Procaccini. Una distesa di tele bellissime. Guardate cosa non è. La sala della regina. Il trono e un meraviglioso lampadario. La sala delle medaglie, dove probabilmente si pranzava. Le medaglie sono lassù, come tutto attorno. Il salone, la sala principale del palazzo, con le colonne agli angoli e una grande cupola centrale. Quello lassù, con la lanterna. La sala della musica, con un clavicembalo del 1600. La sala dell'alcova, dove nel 1797 soggiornò Napoleone. E da qui, da
questa meravigliosa finestra, la vista spazia su tutto il lago. Ed ecco una parte del giardino. Ora ci andiamo. Qui siamo nelle grotte, cosiddette grotte, un pavimento alla greca, bellissimo, tutte le pareti fatte a grotta e una Venere addormentata di Giovan Battista Monti in marmo bianco. Questa è la torre, con i gradini della scala a chiocciola incastrati direttamente nei muri spessi 3 metri. Eccola lassù. Questo è il modello del palazzo e dei suoi giardini, tanto per capire dove stiamo andando. La Galleria degli Arazzi. Pensate cosa non si nasconde in questo palazzo. Ed ora usciamo in giardino. La fontana e la bella scala d'uscita. Guardate questa pianta. E laggiù il cosiddetto teatro, una costruzione in pietra che domina tutto il giardino. Voglio mostrarvi cos'è questo giardino e cosa non si vede da qui. Questo è il bellissimo giardino tutto a gradoni degradanti sul lago. Il viale degli aranci amari. Lo scenografico teatro con 2 guardiani speciali. La grandiosa terrazza sommitale da cui si gode il panorama su tutti e 4 i punti cardinali del lago. Qui si può vedere davvero tutto. E dal terrazzo siamo arrivati a Verbagna e da qui abbiamo preso il traghetto e andremo a Laveno. E con questa traversata dalla sponda piemontese del lago arriviamo sulla sponda lombarda. Poco fuori Laveno sono sceso all'eremo di Santa Caterina del Sasso e adesso ci camminiamo per questo bellissimo portico e vediamo cosa possiamo scoprire. Ecco l'eremo di Santa Caterina, completamente costruito sulla roccia, è del XIII secolo e sopra esso le rocce sono ancora molto più incombenti. Nel cortiletto un antico torchio e sopra guardate cosa c'è. E questo è l'interno,
completamente affrescato. Guardate che meraviglia. La nostra avventura per oggi termina qui. Ora ci aspetta ancora un po' di strada con la moto, passeremo da Varese dove non c'è niente di bello da vedere e torniamo a casa. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!